che identifica ovviamente questo racconto che nasce grazie a una ricerca che è stata fondata per effetto degli studi e di un racconto che Bonaventura Licheri, gesuita poeta del Settecento, ha saputo descrivere. Lui era un attento osservatore e ha avuto la capacità di descrivere quello che viveva e che vedeva, e grazie a lui in tanti hanno potuto riappropriarsi di queste forme del passato che oggi qui rappresentiamo. Il viso adesso scuzzulados, che adesso vedrete, è tinto di ocra gialla e sulla fronte portano un corno sul cui significato originale non si hanno notizie precise. Si pensa possa rappresentare la cornucopia, cioè il corno dell'abbondanza. Sentite anche questo suono prodotto dall'incalzare delle maschere di Cuglieri. Questi movimenti lo producono con l'intento di restituire un valore apotropaico. Salutiamo con un bel applauso Sos Cozzulados di Cuglieri. Un suono che arriva dal mare come un respiro, come avete potuto ascoltare, è una conchiglia che lo riproduce, così come davvero queste catene, queste collane, che ovviamente producono questo suono che, come abbiamo detto, ha un valore apotropaico. Ovviamente è una maschera molto particolare, i volti di giallo ocra, è una ricerca molto particolare, portata avanti nel tempo grazie a questa associazione culturale che con gli scritti appunto di Bonaventura Licheri ha avuto una guida, una linea sulla quale ripercorrere una parte della loro storia, rimetterla insieme e rappresentarla, divulgandone ovviamente il significato. Questa era la provincia di Oristano e questo era il gioco popolare di una cultura rappresentata dagli amici di Cuglieri. Ancora un saluto e un applauso.